Un saluto da Dottor Palmas dalla Moldavia, dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca e Bionica. Oggi ti mostro il caso di una bellissima ragazza giovane che ha ritrovato il sorriso qua da noi in Moldavia grazie a una nuova protesi che è stata posizionata all'estero, qua in Moldavia, dove ogni anno facciamo più di 4.000 di questi casi. Lo vediamo dopo la sigla. Questo era il prima di come la paziente è arrivata qua in Moldavia, una paziente che doveva ricostruire completamente la dentatura, veniva con una situazione di partenza di una protesi in metalloceramica nell'arcata superiore, denti suoi nella parte inferiore in parodontite, in più aveva anche degli ascessi nella parte superiore, vedi lì quel furuncolo in alto che è una zona da cui esce pus, molari nella zona posteriore completamente ribaltati, in basso incisivi canini che sono in espulsione, e questo è il risultato finale. Abbiamo proceduto a ricostruire completamente la dentatura, che aveva dei piani tra l'altro occlusali sballati. I denti non sono così, cioè se noi tracciamo una linea tra il naso e l'orecchia, i denti devono avere un piano occlusale parallelo a questa linea. Chi gli ha fatto questi denti non capiva nulla di protesi, gli ha fatti i denti così impennati, ma non è quello il piano occlusale corretto. Questo crea poi dei problemi anche a livello articolare, masticatorio, non solo articolare ma anche proprio di salute vedi come sono inclinati i denti verso dietro. Anche qua è una inclinatura questa assolutamente innaturale. Quello che abbiamo fatto è procedere alla rimozione del ponte, abbiamo proceduto a posizionare impianti dentali nella parte superiore, estratto un impianto dentale inferiore, estratte alcune radici, altre sono state devitalizzate. La paziente ha preferito mantenere alcune radici nella parte inferiore. Guarda qua il risultato e nota quello che ti ho detto prima. Il piano dell'occlusione deve essere parallelo alla linea che tiri tra l'orecchio e il naso. Abbiamo corretto il piano occlusale, messo dei denti molto più naturali nella bocca del paziente. Qua ci è andato un po' di rossetto sopra gli incisivi, ma guarda la naturalezza di questi incisivi e questi canini. Abbiamo fatto dei denti un po' più arrotondati perché volevamo dare più femminilità con la protesi premium che abbiamo confezionato, e la femminilità viene tanto dalle linee morbide che noi andiamo ad adottare a livello di denti. Qua vedi dove sono stati posizionati impianti, a livello anche dei seni mascellari abbiamo ricostruito l'osso, sotto abbiamo posizionato corone, e nella parte superiore invece abbiamo posizionato l'arcata completa tutta su impianti dentali. Quello che è molto interessante di questo caso è il fatto che abbiamo non solo rimesso i denti, ma abbiamo riabilitato la bocca della paziente che prima non funzionava in maniera corretta. Nella parte superiore, dove vedi gli impianti dentali, adesso ci saranno dei denti completamente artificiali che non hanno una grande sensibilità, ok, sono artificiali. Invece nella parte inferiore sono presenti delle corone che poggiano su radici naturali e che mantengono un certo feedback durante la masticazione e che ci permettono di avere una certa sensibilità. Questo è un caso veramente di cui vado fiero, un bel risultato. Guarda la faccia della paziente prima e guarda la faccia dopo. Abbiamo veramente qua cambiato la faccia di una persona. I denti stanno in mezzo al viso, sul viso, danno carattere, danno senso di salute e danno bellezza anche. Questa è veramente una paziente che aveva un sorriso prima che non dava una sensazione di salute, proprio se lo guardavi quello scuro del metallo ceramica che si vede vicino alle gengive dava questa sensazione di una bocca non in salute. Se anche tu necessiti di ricostruire la bocca in questo modo, quello che ti posso dire è continua a seguirci e istruirti giorno dopo giorno sulle pratiche corrette per ricostruire la bocca. Un saluto qua dalla Moldavia da Dottor Palmas.